Buongiorno da Sicilia 24, i titoli. Arrestati il cantante neomelodico Tony Colombo e la moglie Rita, sono accusati di fare affari con la camorra. Imprenditore si incatena davanti al tribunale di Gela, è colpa dello Stato se sono fallito. L'uomo doveva pagare 37.000 euro di tasse ma vantava dallo Stato un credito di 1 milione. Collegamenti marittimi, precipita lo scontro tra Caronte Tourist e Regione Siciliana. I sindaci delle isole minori chiedono lo stato di emergenza. Al porto di Palermo, a pochi giorni dall'inaugurazione, il nuovo molo è già stato in parte vandalizzato. I visitatori indignati, servirebbe il bastone per educarli. Il governo inserisce nella manovra i fondi per la realizzazione del ponte, 12 miliardi di euro. La Regione Sicilia ne prevede un altro. Calcio, dopo la sconfitta con la Juve Stabia, in casa Catania tutti in discussione, fiducia a tempo al tecnico Tabbiani, finito sul banco degli imputati. Bentrovati. Intrecci ed affari con la camorra. Il neomelodico palermitano Tony Colombo e la moglie sono stati arrestati dai carabinieri di Napoli. Nel mirino attività imprenditoriali illecite con il clan Di Lauro. Tonino De Mana. Ci sono anche il neomelodico palermitano Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli tra gli arrestati dell'operazione anticamorra effettuata all'alba dai carabinieri di Napoli nell'ambito di un'indagine della DDA sulle attività imprenditoriali e finanziarie del clan Di Lauro di Secondigliano. Tra i reati contestati il concorso esterno in associazione mafiosa, la turbativa d'asta e l'aggravante della transnazionalità legata al contrabbando di sigarette. Il clan Di Lauro investiva in società di abbigliamento e creava brand insieme con Tony Colombo come quello denominato Corleone, anche la bevanda energetica 9 mm, il cui nome richiama al calibro delle pistole come il marchio d'abbigliamento ammiccante al mondo della criminalità organizzata, sarebbe riconducibile al clan fondato da Paolo Di Lauro, detto Ciruzzo Milionario. Fiorente il business del contrabbando di sigarette, in particolare con l'Est Europa, con un investimento di $500.000 di euro, secondo gli investigatori, reso possibile dai vertici del clan Di Lauro, dal cantante neomelodico Tony Colombo e dalla moglie, sarebbe stata messa in piedi una fabbrica di sigarette già sequestrata per confezionare pacchetti con tabacco estero da vendere in Italia e all'estero. Le indagini dei carabinieri del ROS, concentrate tra il 2017 e il 2021, hanno fatto emergere attività illecite come lo spaccio di droga, estorsioni, minacce ai familiari di un pentito e anche agli imprenditori che partecipavano alle aste giudiziarie per costringerli a desistere. L'indagine ha portato anche al sequestro di beni per 8 milioni di euro. 10 anni fa un imprenditore di Gela iniziò una protesta, uno sciopero della fame davanti al tribunale di Gela per chiedere giustizia. Lo Stato gli chiedeva 37.000 euro di tasse pur dovendogliene quasi 1 milione. Oggi, a distanza di 10 anni, l'imprenditore è tornato a protestare e a fare lo sciopero della fame. Mi hanno ucciso 16 anni fa, dice in lacrime. Adesso chiedo l'intervento del presidente Mattarella. È colpa dello Stato se sono fallito. Gerry Italia. Sono 16 anni che attendo giustizia, con l'aggravio che la situazione mia si sta rendendo insostenibile sotto qualsiasi punto di vista. Sto sperperando denaro in una maniera sproporzionata e vengo attaccati da tutti. Lui è Emilio Missuto, un imprenditore che lavora nel campo dell'edilizia. Nel 2007 la sua ditta fallisce a causa di un mancato pagamento di 37.000 euro di tasse e contributi, soldi che Emilio non aveva pur vantando un credito di circa 1 milione di euro dallo Stato per lavori effettuati in alcuni comuni della Sardegna, realizzati, fatturati e mai pagati. Per questo motivo nel 2013 inizia 3 mesi di sciopero della fame davanti al tribunale di Gela per chiedere giustizia. Giustizia che oggi, a distanza di 16 anni da quel fallimento che lo ha portato sul lastrico, non è ancora arrivata. E così Emilio ha preso il suo vecchio camper ed è ritornato a fare lo sciopero della fame, ancora una volta davanti Palazzo di Giustizia. Nulla è cambiato, anzi mi trovo in una situazione drammatica perché mi attaccano da qualsiasi punto di vista. Sono stato attaccato dalla microcriminalità che mi ha derubato, sono stato attaccato dalla mafia. Chiedo giustizia da 16 anni. Scusate. Ad oggi il contenzioso giudiziario è ancora in corso, il suo credito è stato parzialmente riconosciuto, ma al momento l'imprenditore non ha ricevuto un solo euro. Ancora siamo in fase giudiziale, aspetto gli esiti delle cause.
Aspetto un atto di consistenza da 16 anni. L'atto di consistenza è la fotografia dei lavori che avevo eseguito all'epoca che non mi sono stati pagati. Adesso Emilio chiede un incontro al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Chiedo un incontro con il Presidente Sergio Mattarella solo esclusivamente per spiegare la mia situazione e, in qualità di capo supremo della magistratura, vedere quali sono le cose da fare per poter sistemare la faccenda. Si rivolgono al Capo dello Stato anche i residenti delle isole minori per la vicenda dei collegamenti marittimi. I sindaci hanno scritto non solo al Capo dello Stato per chiedere la proclamazione dello stato di emergenza. La lettera è stata inviata anche al Presidente non solo della Repubblica ma anche a quello del Consiglio, Francesco Triolo. Una lettera firmata dai sindaci di tutte le isole minori della Sicilia inviata ai governi nazionale e regionale, oltre che al Presidente della Repubblica, alle prefetture siciliane, dalle Eolie alle Egadi, da Ustica a Pantelleria. La richiesta è una, la dichiarazione dello stato di emergenza, una richiesta che arriva dopo l'ultimo incontro avvenuto nel pomeriggio di ieri tra l'assessore regionale Aricò, i vertici Caronte e Tourist ed i sindaci sulla gestione dei collegamenti marittimi integrativi gestiti dalla compagnia di navigazione messinese. I sindaci nella lettera sottolineano i notevoli danni all'economia delle isole minori a causa dell'aumento vertiginoso delle tariffe, in alcuni casi fino al 500%, e dopo l'interruzione degli stessi collegamenti da parte della Caronte Tourist a causa delle vicende giudiziarie col sequestro di 3 navi. Le isole siciliane, scrivono, sembrano essere ostaggio di una vicenda giudiziaria che interessa la Caronte Tourist, una vicenda che ha causato ben 5 mesi di gravissimi disagi, rendendo inutili tutte le azioni a tutela delle rispettive comunità locali, le cui condizioni di vita sono state pesantemente condizionate dall'aumento esponenziale dei prezzi ed in particolare dei carburanti. Evidenzia le situazioni di allarme che si sono già verificate, come la mancanza di ossigeno per anziani a Favignana, l'interruzione dell'erogazione della benzina a Lipari, il blocco del trasporto dei rifiuti nell'isola Isalina, il blocco del trasporto di materiali edili per opere pubbliche in scadenza il 31 dicembre a Malfa, il ritardo nei rifornimenti di ogni genere di merci in ogni isola e continue proteste dei trasportatori vittime della grave situazione che si è venuta a determinare. Sottolineato anche come l'emergenza è scattata proprio nel pieno della stagione turistica e sia ancora in corso nel momento in cui avrebbero dovuto riprendere le attività edilizie, i lavori pubblici e a breve anche l'inizio degli interventi previsti dal PNRR Isole Verdi, col rischio di una paralisi e ulteriori danni all'economia, peggiorando il fenomeno dello spopolamento invernale. Da questo nasce la richiesta al Presidente della Regione di attivare le procedure per lo stato di emergenza, così da gestire una crisi che può solo peggiorare, visto che a breve le frequenti condizioni meteo marine avverse potranno solo aggravare una situazione già critica. A pochi giorni dall'inaugurazione, con tanti visitatori e le più alte cariche dello Stato, il nuovo molo di Palermo è già stato in parte vandalizzato. Duri i visitatori con chi ha sporcato il molo. Servirebbe il bastone per educarli. Marco Gullà. Sono passati solamente 3 giorni dall'inaugurazione in grande stile del Palermo Marina Yachting, 72 ore. Eppure oggi il laghetto artificiale del molo trapezoidale, nuovo fiore all'occhiello del centro di Palermo, si presenta già così. Cartacee in acqua, oggetti e persino un pallone che galleggia. Anche un cuore disegnato in un muro, prontamente rimosso nelle scorse ore. Negli 800 metri di lungomare che hanno cambiato il volto del molo trapezoidale attorno al castello a mare si sono riversate oltre 40.000 persone negli ultimi giorni e non tutto è andato come si sperava. Purtroppo c'era da aspettarselo. Speriamo che comunque con una vigilanza adeguata possano rimettere a posto un po' le idee. Per fortuna non siamo tutti come questi incivili e a pagarne le conseguenze siamo noi, persone corrette e rispettose della nostra casa, e pazienza, vedremo come andrà. Eh sì, in effetti trovo nel fatto che già nel giro di 2 giorni c'è la spazzatura. Ci vorrebbe il bastone. Il bastone ci vorrebbe. Col bastone tante cose si migliorerebbe. Sono passati soltanto, credo, 48 ore dall'inaugurazione. Vabbè, ma quello che vediamo in città
cioè siamo pienamente coscienti di quello che c'è. Da stasera intanto il Palermo Marina Yachting chiuderà all'1:30, un orario che verrà prolungato fino alle 2:30 nei fine settimana. La riapertura è prevista alle 6 del mattino proprio per contenere la grande affluenza di gente che raggiungerà il molo. Per il dissesto al comune di Leonforte, la Procura di Enna ha chiesto il rinvio a giudizio di 14 indagati tra politici, funzionari amministrativi e membri dell'organo di revisione per falso in atto pubblico aggravato nell'ambito delle indagini della Guardia di Finanza sui bilanci del comune che è in dissesto dal 2015 e ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Secondo l'accusa, gli indagati, tra loro anche 2 ex sindaci di Leonforte, Francesco Sinatra e Salvatore Carmelo Barbera, avrebbero formato e certificato false previsioni di entrata, prive di motivazione o basate su provvedimenti illegittimi, nonché scientemente sottostimato previsioni di spesa con l'occultamento di debiti a carico dell'ente. Tagli alla scuola da un lato, niente scelta almeno per il momento per i manager della sanità dall'altro, la Sicilia vive un momento difficile. Unica buona notizia che arriva dalle decisioni della politica è il via libera a 750 assunzioni nella pubblica amministrazione. Mario Viola. Sono 92 gli istituti scolastici siciliani che rischiano di perdere l'autonomia alla fine dell'anno 2023-2024. Il piano di mansionamento 24-25 potrebbe portare a tagli consistenti non solo delle cattedre ma proprio degli istituti. 19 di questi 92 sarebbero solo a Palermo e provincia. Il conto lo ha fatto la AFLC CGIL, ma si tratta dell'ipotesi peggiore. Il piano di tagli infatti dovrà essere confermato dai dati demografici e da quelli territoriali. 698 gli istituti che andrebbero chiusi su tutto il territorio nazionale. È soltanto l'ultimo allarme che viene dalle decisioni prese dalla politica. Il piano scolastico è nazionale, ma se Roma decide tagli, Palermo non interviene, almeno non per il momento. E la Regione sceglie invece di non decidere anche per quel che riguarda la sanità. Non ha retto neanche il breve volgere di mezza giornata l'accordo che sembra esserci sulla nomina dei 18 manager della sanità. Il vertice è saltato subito dopo per quello che viene considerato un disguido tecnico, ma in realtà c'è tensione fra Forza Italia e gli alleati. Unica buona notizia delle ultime ore, la ratifica dell'accordo Stato-Regione sul piano dei conti della Sicilia, una revisione che libera la possibilità per la Sicilia di fare assunzioni fino a 750 i nuovi ingressi in amministrazione regionale per sostituire parzialmente i pensionati. L'isola aveva chiesto almeno 1500 figure nuove, si comincerà con la metà. Nuove tappe per quanto riguarda l'inizio dei lavori per realizzare il ponte sullo Stretto. Il governo ha inserito nella manovra finanziaria i fondi per la realizzazione della struttura. Si tratta di 12 miliardi di euro, la Regione Sicilia ne prevede un altro. Sentiamo Mario Viola. Sul tavolo ci sono 12 miliardi di euro, anzi ci dovranno essere. Il governo nazionale ha inserito nella legge di bilancio il finanziamento per l'intero ammontare per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, ma con una proiezione pluriennale dei tempi necessari, ha spiegato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, una mossa per accontentare il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, che nelle ultime settimane aveva pressato l'esecutivo sulla mega opera, ma nell'orizzonte temporale dei primi 3 anni sono finanziate le prime 3 quote a salire in base ai tempi necessari alla realizzazione e alla precisazione del governo. Insomma, ci sono i primi stanziamenti per l'opera con una collocazione delle risorse legata alla dinamica dei lavori, e le risorse sono prevalentemente concentrate nel 2025-2026, ha fatto sapere sempre il ministro Giorgetti. Tutto questo contemporaneamente alla disponibilità della Regione Sicilia ad investire oltre 1 miliardo di euro per cofinanziare l'infrastruttura, ottenendo una quota del 10% sulla partecipazione. I fondi proverranno da risorse della nuova programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 e con altri 200 milioni frutto di economie relative a risorse nazionali per il ciclo 2014-2020 non ancora spese. Abbiamo posto le basi per imprimere un'accelerazione determinante alla costruzione di quella che sarà un'infrastruttura strategica per il futuro della Sicilia, ha detto il governatore Renato Schifani. Non sono mancate le polemiche, i parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno definito lo stanziamento una burla, mentre il co-portavoce nazionale di Europa Verde, deputato di Alleanza Verdi, Angelo Bonelli, ha chiesto come si possa pensare di utilizzare 12 miliardi di euro per un progetto del genere di fronte ad un paese in ginocchio dal punto di vista del trasporto pubblico locale e dei servizi pubblici essenziali.
È stato domato l'incendio che è divampato ieri sera a Palermo in una palazzina di via Monfenera. Sono dovute intervenire 4 squadre di vigili del fuoco ed è stata necessaria l'evacuazione di 3 edifici. Le fiamme, alimentate da materiale accatastato da un accumulatore seriale, hanno coinvolto i 2 piani dell'immobile adibito a deposito. Le operazioni di spegnimento si sono concluse a tarda notte. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Rieccoci in studio. Carceri affollate in Sicilia, agenti di polizia penitenziaria che lavorano in condizioni critiche. Questa mattina a tenere alta l'attenzione sono stati gli agenti che si trovano al carcere di Agrigento. In Sicilia sono presenti 23 strutture penitenziarie, ma molte ospitano un numero di reclusi superiore alla capienza regolare. Secondo gli ultimi dati sono poco più di 6.000 i detenuti presenti a fronte dei 6.500 posti dichiarati disponibili, con un conseguente sovraffollamento del 93%. Un'altra situazione critica sono i detenuti con problemi psichiatrici, che sono protagonisti di aggressioni quotidiane nei confronti del personale di polizia penitenziaria dopo la chiusura delle OPG. I poliziotti penitenziari sono stanchi di subire soprusi, di mettere a repentaglio la propria vita e durante un'assemblea sindacale dinanzi il carcere di Agrigento hanno tenuto alta l'attenzione sulle varie problematiche. Subiamo purtroppo la prepotenza dell'utenza e l'appartenente al corpo della polizia penitenziaria non può dare più il suo supporto poiché ha molti carichi di lavoro e quindi il confronto con il detenuto non può essere ovviamente così specifico. Ad ascoltare le denunce degli agenti del carcere di Agrigento il segretario generale del sindacato SAP Donato Capece. L'organico qui per il servizio di sicurezza non è sufficiente come in tutti gli altri istituti penali d'Italia. L'apprezzamento va a questo personale perché nonostante tutto fa enormi sacrifici per cercare di garantire la sicurezza ai cittadini. Nella tarda mattinata la delegazione della Polizia Penitenziaria è stata ricevuta dal direttore del carcere di Agrigento per denunciare tutte le varie problematiche e per cercare di migliorare le condizioni di chi opera all'interno della struttura. I grandi nomi della ristorazione siciliana riuniti per supportare il banco alimentare, 7 chef stellati, un hotel di lusso e 120 ospiti per una cena di beneficenza con sfondo Taormina. È il set che ha ospitato la serie TV americana The White Lotus. Eva Spampinato. Eccolo riunito in una sola cucina il gota della grande ristorazione siciliana. 7 chef stellati e un solo intento: raccogliere fondi di beneficenza per il Banco Alimentare della Sicilia. Sono minuti concitati perché sta per uscire l'aperitivo, un lavoro minuzioso. E la prima cosa che il commensale arriva e vede deve essere bella da vedere ma soprattutto buona da mangiare. Ovviamente tutto parla di territorio, tutto parla di Sicilia. Sì, parliamo soprattutto di cultura siciliana, quindi dalla ricci marinata con la focaccia al caprino che usiamo insieme al lampone, il maiorino nero tenebro delle mele colle dell'Etna. Esse è il luogo che ospita la Charity Dinner, uno dei più suggestivi di Taormina, quello che è stato trasformato in un set per la serie TV americana The White Lotus e che ha dato lustro alla perla dello Ionio in tutto il mondo. Allora la risposta del pubblico non tarda a mancare. Il Banco Alimentare da 25 anni in Sicilia aiuta chi è meno fortunato. Siamo in una location bellissima, fatta di tante cose molto belle, ma non dobbiamo dimenticarci che vicino a casa nostra anche i nostri dirimpettai, anche i nostri vicini di casa fanno fatica. In questo momento il Banco Alimentare aiuta 260.000 siciliani in Sicilia attraverso 700 strutture caritative. Questo è un modo ancora più importante per contribuire. Con il Banco della Sicilia noi collaboriamo già da tempo e vogliamo continuare a collaborare. È una bellissima occasione di unione tra mondo profit e mondo no profit. 120 gli ospiti, un menù di 5 portate e le eccellenze della ristorazione siciliana per una sera al servizio della solidarietà.
La droga venduta davanti ai bambini, ragazzi e ragazze morti distrutti dalla dipendenza dagli stupefacenti. Da Palermo a Catania si mobilitano genitori e associazioni. Giusy Lazzara ne parlerà oggi a Sicilia 24 Focus con padre Benedetto Sapienza, parroco di Santa Maria della Salette di Catania, Francesco Zavatteri, padre di Giulio morto di crack a Palermo, e Pino Fusari, psicoterapeuta e responsabile della comunità di recupero Sentiero Speranza. In onda alle 14:30 potete inviare le vostre domande al numero WhatsApp 342 7455 005. Adesso ancora una pausa e poi lo sport. Ed eccoci al calcio, la sconfitta con la Juve Stabia, la terza in 7 partite, mette tutti in discussione in casa Catania. Sul banco degli imputati il tecnico Tabbiani, ma sono tante le attenuanti. Il difensore Castellini dice: dobbiamo reagire. Tonino De Mana. Un punto in 3 partite, una posizione di classifica scomoda, un gioco che stenta a decollare e tante assenze. Il processo al Catania è iniziato e il primo a rischiare è mister Tabbiani. Traballa la panchina dell'ex tecnico del Fiorenzuola che al Massimino contro il Taranto si gioca parte del suo futuro. Inutile fare giri di parole, un'altra sconfitta, sarebbe la quarta su 8 gare disputate, non lascerebbe margini per ricomporre una frattura a quel punto insanabile. Nel calcio si sa paga sempre l'allenatore, indipendentemente dai problemi che attanagliano la squadra, alle prese con infortuni di elementi cardine come Rapisarda, Livieri, Chiarella, Dubiscas e Rizzo, quest'ultimo rientrato a Castellammare di Stabia. I risultati negativi non aiutano, come conferma Alessio Castellini, intervenuto a corner. Noi siamo uniti, dobbiamo stare uniti e dobbiamo reagire e uscire da questo momento. Catania aggrappato alle prodezze dei singoli, si pensi a Chirico e Di Carmine, ma l'attacco non sembra garantire i gol che in estate si aspettavano. 7 le reti all'attivo, di cui 4 messe a segno contro la Casertana, sono davvero poche ed in questo senso bisogna lavorare per trovare nuove soluzioni. Dobbiamo trovare delle nuove soluzioni sicuramente, perché è vero, comunque non riusciamo sempre a concludere l'azione. Cerchiamo comunque di trovare lo spazio giusto muovendo palla a destra e a sinistra, anzi senza il forse dovremmo farlo un po' più velocemente. Castellini sgombra il campo da possibili frizioni nello spogliatoio. Il gruppo è forte, il gruppo è unito. Giustamente magari in campo può sembrare diverso. Le prossime 3 partite saranno fondamentali, solo a quel punto si potrà guardare la classifica. Taranto, Monterosi, Avellino, in 7 giorni la stagione del Catania sarà più definita in un modo o nell'altro. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.